Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui tutti i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Questa pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci presenta Gesù che sul monte proclama a tutti noi le beatitudini. Ed è questo un testo che non finisce mai di stupire, di incutere timore e di presentarsi come indispensabile per il nostro vivere e convivere. E per quanto si presenti come un testo dal quale vorremmo difenderci, ci ripetiamo che è anche un ottimo programma di vita, ma non del tutto realizzabile. Tanti lo considerano un'utopia e di fatto impossibile da vivere fino in fondo. Ogni volta però che lo ascoltiamo dobbiamo prendere atto che se questa parola di Gesù non si fa carne in noi, ognuno di noi non esce mai più dalle sue miserie e vive povertà e fragilità. Proviamo a pensare a livello sociale. Se noi riflettiamo un po' sul tema della povertà, prima ci siamo accaniti contro e poi ci siamo illusi di sconfiggerla. Abbiamo proposto non solo sviluppo e benessere per tutti, ma anche voglia di ricchezza, di successo, di potere e di prestigio per ciascuno, in modo da dare libero sfogo alla legge della forza. Il risultato è sotto gli occhi di tutti noi. 4/5 dell'umanità sono nell'estrema povertà. 700 milioni di poveri vivono con circa 2,15 dollari al giorno. In molti paesi del mondo si risparmia su medicine, scuola, salute e servizi sociali, ma non per acquistare armi e tentare, attraverso guerre terrificanti, di diventare il più forte dell'altro popolo. E con questa spesa, a questa spesa, non c'è nessun veto. Il mondo che viviamo dice: beati i potenti, beata la nazione che ha più armi
e che può conquistare, dominare, annettere e occupare chi si vuole sottomettere. Ancora, dice, beato il governo che può imporre i suoi dazi a chi vuole, quando vuole e come vuole, creando e credendo che la legge della forza viene prima della forza della legge. E sappiamo tutti quanta sofferenza, quante guerre, quante lacrime e miseria genera questa visione del mondo. Avete sentito nel Vangelo, Gesù dal monte dice a tutti, beati i miti, i poveri, chi piange e chi si adopera perché nel mondo si estenda sempre di più la giustizia. Ma questo programma di vita Gesù non lo dice soltanto a parole, è Lui per primo che lo mette in pratica e lo vive durante tutta la sua vita, fino alla morte in croce per amore. E mentre queste due visioni del mondo si scontrano con quella dei governanti che idolatrano il potere e la legge del più forte contrapposta a quella di Gesù, ognuno di noi prende coscienza che la pagina del Vangelo, conosciuta come le Beatitudini, non è utopia, non è un sogno o una proposta irrealizzabile, ma la strada possibile con l'aiuto dello Spirito di Gesù per realizzare un mondo nuovo di giustizia, di pace e di libertà. E di questo mondo e di questa luce ne abbiamo tutti bisogno. Ma non possiamo dimenticare che questo vale anche sul piano personale. Chi insegue vittorie, successo e ricchezza individuale sa molto bene che lungo quelle strade è molto facile incontrare una perenne insoddisfazione interiore che si manifesta in tutte le patologie legate allo stress, alla depressione, alla delusione, al fallimento, che non ci rendono profondamente liberi e felici. Spesso io mi chiedo, guardando la realtà di tante persone, perché impieghiamo, e vedo tanta gente che lo fa ogni giorno, così tante energie e risorse per scalare le pareti scivolose dell'ambizione, del prestigio e dei soldi. E abbiamo poi così tanta paura a salire sul monte al mondo sul quale ci viene spiegata, come ha fatto oggi Gesù, la grammatica dell'amore, del dono, del perdono e della strada verso la felicità. E allora la risposta che mi do tutti i giorni è questa. Abbiamo disimparato che solo Gesù di Nazaret è l'uomo che spiega l'uomo, perché se noi ascoltiamo e ci confrontiamo con l'umanità di Gesù, capiamo chi siamo e diventiamo veri e liberi. E è questa la buona notizia che il Signore oggi ci dà. In questa pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato è chiarissimo ciò che ci rende migliori, ciò che ci rende felici, ciò che ci dona quella beatitudine di cui abbiamo nostalgia. E se qualche volta
abbiamo paura del discorso della montagna di Gesù è perché intuiamo che se ci fermiamo ad ascoltarlo, poi dobbiamo cambiare qualcosa nella nostra vita. Ed è inutile negarlo. Dei cambiamenti abbiamo tutti paura, anche se sappiamo che sono necessari per vivere, come dice il Vangelo, da persone contente e beate. Allora la preghiera che mi è nata è la seguente. Caro Gesù, a Catechismo abbiamo studiato il racconto del giovane ricco, che dopo il tuo invito a seguirti se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. Ho pensato a lui oggi, dopo aver sentito il discorso della montagna, così come lo chiama il Don. Ma una cosa credo di averla capita. Se non si diventa generosi e capaci di vivere per gli altri, ci si ritrova soli e tristi. Gesù, non ho contato quante volte hai ripetuto la parola beati nel tuo discorso dal monte. Ho avuto però l'impressione che tu l'abbia detta tante volte per aiutarci a non dimenticarla. Gesù, le guerre nel mondo sembrano non finire mai. Addirittura ogni tanto ne inizia una nuova. Sono sempre di più i grandi che litigano e quelli che sono tristi. Ti prego, Gesù, non permettere che diventi un ragazzo e un giovane triste. Aiutami a diventare una persona che crede alle tue beatitudini per essere felice. Grazie, Gesù.